In aumento i casi di contagio al Covid-19 nella nostra provincia, secondo il bollettino inviato dall'ASP di Agrigento. I nuovi contagi verificatosi sono 1 ad Agrigento, 4 a Campobello di Licata e 1 a Palma di Montechiaro, salendo così a un totale di 102 casi su 2032 tamponi effettuati. A Campobello di Licata è stata interessata un'intera famiglia. Stazionario negli altri comuni il numero senza nessuna variazione. Tra i positivi anche una persona di Mussomeli deceduta all'ospedale di Agrigento. I soggetti ricoverati negli ospedali siciliani sono 1 a Caltagirone, 5 a Caltanissetta, 2 a Partinico e 1 ciascuno a Enna, Marsala e Messina, per un totale di 11 persone. I soggetti dimessi sono 3, quelli posti in quarantena 71 e deceduti 10, guariti 6. In Sicilia, alla nostra provincia, vengono attribuiti invece 112 casi, 10 in più rispetto a quelli attualmente forniti dall'ASP locale. Catania risulta essere sempre al primo posto con 570 casi, 14 in più di ieri, Messina 330, 17 in più di ieri, Palermo 295, 9 in più, Enna 282, 3 in più, Trapani 100, 1 in meno, Caltanissetta 99, 5 in più, Siracusa 82, 2 in meno, Ragusa 51, anch'essa in aumento con 2 casi in più. In Sicilia i nuovi tamponi analizzati sono stati 1304, risultando positivi 73 persone. Attualmente i nuovi contagiati risultano essere 49, i guariti 19, i deceduti 5. Intanto continuano le raccomandazioni del sindaco di Campobello di Licata a restare a casa in isolamento dopo i nuovi 4 casi che hanno interessato il suo comune. Abbiamo altri casi a Campobello di Licata. Si trattano con un numero certo 4 persone, sono tutti all'interno dello stesso nucleo familiare. Che voglio dirvi? Di stare tranquilli comunque, perché è una cosa circoscritta dove l'abbiamo anche monitorata da molto tempo. Anche come è successo per il primo caso, vi chiedo di mantenere calma, sangue freddo ed evitare qualsiasi tipo di ricerca di persone, caccia alle streghe, perché parliamo comunque di una famiglia con situazioni particolari. Quindi vi invito a mantenere la calma, ad essere responsabili e rispettosi di queste, sia del primo caso che di questa famiglia. Quindi le regole sono sempre quelle da seguire come stiamo facendo, e quelle di avere quella distanza sociale, di stare distanti tra le persone, avere pochi contatti, pochi contatti nel senso con le persone magari solo in ambito familiare, come del nucleo familiare, e poi uscire solo ed esclusivamente per le cose necessarie e una sola persona. Cercare di uscire, come dire, una volta e 2 volte a settimana massimo per fare l'acquisto di spesa o per le necessità che ci possono essere all'interno della famiglia. Noi ci sentiremo in prossimità nei giorni della Pasqua e, come ho già detto, non vi organizzate né per Pasqua né per Pasquetta, rimanete a casa, state e godetevi la famiglia. Cerchiamo di sperimentare anche questa nuova modalità della Pasqua, dello stare a casa. Quindi, come vi dicevo, state tranquilli. Auguro anche a questa famiglia una pronta guarigione. Sono vicino a loro, gli do un grande abbraccio, li ho sentiti, stanno bene, sono da quasi 20 giorni che sono a casa, si è aspettato l'esito dei tamponi, purtroppo sono arrivati in modo come dire, positivo, nel senso che c'è l'infezione, però dico stanno bene. Mando un forte abbraccio alla mamma, al papà e ai ragazzi.